In 3 minuti la nazione siciliana, notiziario del 13 dicembre 2024. Referendum su legge Calderoli alla Corte Costituzionale. Ieri la Corte di Cassazione ha stabilito la regolarità formale del referendum proposto per l'abrogazione della cosiddetta legge Calderoli sull'autonomia differenziata. Questo non vuol dire però che il referendum si svolgerà. L'ultima parola spetta infatti alla Corte Costituzionale, che dovrà vagliare l'ammissibilità del quesito. Come si ricorderà, un mese fa la Corte Costituzionale ha fatto a pezzi la legge, limitandone fortemente gli effetti. Si spacca il PD siciliano. Nel PD siciliano si sono creati due schieramenti netti. Da un lato i sostenitori dell'area Schlein, con l'attuale segretario regionale Anthony Barbagallo, che intende ricandidarsi, e dall'altro le correnti Orfini e Bonaccini, che chiedono un ricambio. Ieri è saltata per mancanza del numero legale l'assemblea che avrebbe dovuto approvare il nuovo statuto, prevedendo le primarie come chiedono gli avversari del segretario uscente. Si sentono odori di guerra. Fondi europei 2014-2020 tutti spesi. Un indubbio risultato dei governi di centrodestra, da Musumeci a Schifani. Tutti i fondi europei del POFESR 2014-2020 sono stati spesi, neanche un euro è tornato indietro. La spesa certificata è di 3 miliardi e 930 milioni, addirittura per 256 milioni superiore alle risorse disponibili a causa di un aumento del cofinanziamento. Il risultato è stato raggiunto, ha detto Schifani, anche grazie alla riprogrammazione effettuata nel 2023. La Giunta approva il consolidato, via libera a 200 assunzioni. La Giunta regionale ha approvato ieri il bilancio consolidato della Regione per il 2023, ossia il bilancio consuntivo, comprendente anche quello degli enti partecipati, controllati o strumentali. Manca adesso solo l'approvazione dell'Assemblea regionale e il parere dei revisori, che avverranno nei prossimi giorni. Con l'approvazione potranno finalmente sbloccarsi le assunzioni dei concorsi espletati, che riguardano più di 200 persone. Schifani e Schillaci firmano intesa per 4 ospedali. Firmato ieri l'accordo di programma tra il ministro della Salute Orazio Schillaci e il presidente della Regione Renato Schifani per dare il via libera al finanziamento di 750 milioni per la realizzazione di 3 strutture ospedaliere di Palermo, il nuovo polo pediatrico d'eccellenza, il nuovo policlinico e l'ospedale di Palermo Nord polo onco-ematologico, nonché la ristrutturazione del padiglione A dell'ospedale Cervello. La nocciola dei Nebrodi verso l'IGP. Inizia il lungo e complesso percorso per ottenere la registrazione IGP, indicazione geografica protetta, per la nocciola di Sicilia, produzione di eccellenza del territorio che si trova prevalentemente nei Nebrodi, ma anche in altre zone più ristrette dell'isola. Promotore il GAL Nebrodi Plus con il Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università di Palermo. Va adesso elaborata la documentazione richiesta dalle norme europee. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana, leggi tutti gli articoli sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.